In collegamento telefonico brevemente, lo ringraziamo per questo, l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Buongiorno Ciro. Buongiorno Ciro. Buongiorno a voi tutti, buongiorno, ciao. Ciro, ciao. siamo in un periodo di calciomercato, però noi non molliamo la presa, come si suol dire. Vogliamo provare a tenere viva l'attenzione su quella che è una tematica importantissima, quella afferente lo stadio San Paolo. Vorremmo sapere da te al momento lo stato della situazione nel tuo consueto stile, vale a dire non il solito politichese che ci aspettiamo dagli altri membri delle altre amministrazioni in altre città, ma con un linguaggio diretto, comprensibile soprattutto da noi. Grazie per le vostre parole, siamo al photo finish, ci sarà il concerto a giorni, quindi insomma dopo finalmente saremo liberi da impegni e quindi potremo dar luogo a quello che tutti quanti gli sportivi napoletani vogliono, ossia insomma l'inizio dei lavori. Poi sul modo, sul come ci sarà ancora insomma da lavorare, almeno insomma alcune parti le iniziamo a fare noi, quelli che riguardavano i bagni, le balaustre e quant'altro, poi quelli sugli investimenti pubblici per le università, insomma anche lì a giorni insomma potremmo finalmente essere più chiari. Ci raccontavi di quello che comunque forse il vero pomo della discordia in questi giorni, vale a dire la sostituzione dei sediolini, che è da un lato l'elemento più importante affinché la UEFA possa riconoscere l'agibilità dello stadio San Paolo ed è dall'altro anche uno dei lavori più complessi, proprio per la sua struttura. Possiamo datare... per essere chiari, l'agibilità già c'è, non è che non c'è. C'è un'inidoneità per i sediolini. Esatto, perfetto. Sul tema insomma sostituzione è il tema che ci vedrà, come dire, nei prossimi giorni confrontarci sia con i tecnici che dovranno insomma seguire le direzioni dei lavori, sia con la Regione Campania con la quale stiamo dialogando appunto per il contributo venuto dall'Università e quindi poi con la Società Sportiva Calcio Napoli che, come dire, dovremo trovare una strada per poter fare i lavori e per poter, come dire, assecondare a tutte le esigenze sia di carattere sportivo appunto legate al Calcio Napoli, a quelle logicamente dei lavori che dovranno essere necessariamente fatti. Ciro, perfetto. E invece quando possiamo avere un termine cronologico? Dai, qualche giorno ancora, anche perché siamo molto concentrati su tutti gli aspetti insomma anche di sicurezza per il concerto del giorno 7 giugno, dopodiché insomma si va immediatamente a tappeto a lavorare su tutto insomma il resto che c'è da fare appunto per portare le procedure a compimento per iniziare i lavori allo stadio. Perfetto Ciro, allora prima di salutarti un'ultimissima curiosità, sei stato tu stesso a raccontarci di quella che fu un'uscita improba da parte del Napoli nei confronti dell'amministrazione. È passato un po' di tempo, in genere si fa così, si le fanno calmare un po' le acque, sono ripresi i contatti con il Napoli? Le scuse al sindaco non sono ancora arrivate, non mi pare, sono riportate da qualche parte. E quindi insomma il Presidente della Vendis insomma trova altre forme di interlocuzione. Lo stadio è di Napoli, è della città di Napoli, dei cittadini e dei tifosi. Credo che necessariamente debba sedersi a tavola anche con noi e non escludere dai tavoli e dalle trattative il Comune di Napoli. Questo lo mando come messaggio, ma sempre nella come dire, cordialità che deve esistere senza mai alzare i toni. Noi siamo il Comune di Napoli, abbiamo, come dire, il nostro stile, abbiamo una morale, siamo persone che ci tengono a fare le cose, a non creare danni e difficoltà a nessuno, vogliamo soltanto lavorare. Perfetto, grazie mille a Ciro Borriello. Grazie. Un saluto a Ciro Borriello, ciao, assessore allo sport del Comune di Napoli.